vicepresidente Bolzonello, in visita alla Moroso di Tavagnaco, una realtà di alto livello nel sistema arredo casa del Friuli Venezia Giulia. Beh, dire di alto livello è ancora dire poco. Amoroso è una delle aziende per noi fondamentali per il panorama dell'arredo casa del Friuli Venezia Giulia. È, posso dire senza ombra di essere smentito, il nostro ambasciatore nel mondo, sia per presenza, per qualità, per capacità di riuscire a tradurre il saper fare in un qualcosa di straordinario, un po' quello che è mancato al sistema arredo casa negli anni passati, e cioè il concetto di brand. Noi abbiamo lavorato molto sulla parte produttiva, ma il concetto di brand non si è mai sviluppato sia nel distretto del mobile che nel distretto della sedia, ora riuniti in un cluster regionale che deve prendere in qualche modo ad esempio l'Amoroso, proprio perché riesce a tenere assieme l'aspetto artigianale all'interno di una produzione industriale. Quello che abbiamo visto oggi è straordinario, delle persone dentro è come se ci fossero i loro collaboratori, i loro dipendenti, è come se fossero tanti artigiani al servizio di un'industria, ed è questo il vero Made in Italy, il riuscire a mettere a disposizione il saper fare, la manualità, la capacità, i concetti legati al design eccetera all'interno di processi industriali che riescano a dare forniture anche importanti. Ecco, questo è l'esempio. Io sono convinto che insomma noi dobbiamo guardare, ed è uno dei motivi per cui io mi permetto anche di parlare in questo modo dell'Amoroso, è uno degli aspetti che dobbiamo far capire a tutto il nostro sistema produttivo, il saper fare, il sistema artigianale che diventa anche industriale, e soprattutto il concetto del brand, l'altra cosa che appunto per noi è un qualcosa di, non dico sconosciuto, ma insomma negli anni non ha saputo brillare.